Siamo giunti alla quarta corsa, quindi alla terza del Tommaso Grassi Award Super Frustino 2024, quindi a metà strada praticamente di questa eliminatoria. Sono in 10 come sempre, questa volta si tratta di 4 anni. Lo schieramento: 1 Enea Leone SM, 2 Etienne Latorre, 3 Limei Dipa, 4 Eva Light, 5 Emeril, 6 Emplain B, seconda linea 7 Excellent Ban, 8 Ecuador CR, 9 Ubuleo, 10 Enorme Nap. Corsa piuttosto incerta, non c'è un vero e proprio favorito, qualche punto di riferimento ma senza un pronostico chiaro. Macchina intanto che prende velocità, lascia andare i concorrenti, partiti con dalla corda Etienne Latorre che cerca di mantenere il vantaggio contro Emplain B che parte forte al largo e cerca di convergere. Rimane però confinato in terza ruota, poi riesce a portarsi o prova a portarsi su Etienne Latorre, ma deve spendere. Alla corda c'è invece Limei Dipa che chiude i varchi, quindi non permette a Emplain B di trovare posto lungo la corda. Si adegua all'esterno Emplain B, al comando c'è Etienne Latorre, in seconda posizione Limei Dipa, percorsi esterne anche Enorme Nap, poi Ecuador CR. Intanto 43,9 per i primi 600, datura molto sostenuta, almeno ufficiale. Gli 800 dicono 58,8. Siamo sulla penultima piegata, situazione tattica invariata, al comando Etienne Latorre che continua a Numero tenere 1 all'esterno Enea Leone SM squalificato. Emplain B. Lungo la corda invece rimane a contatto Limei Dipa, c'è il tentativo in terza ruota di Enorme Nap che viene via a 500 dalla conclusione. Enorme Nap insieme a Eubuleo, quando siamo a 400 metri dal palo, i due cercano di portarsi sulla testa, a contatto rimane anche Limei Dipa. Sta passando intanto Eubuleo, mentre avanza anche Ecuador CR, ora trova lo sprint, lo spazio da correre anche Limei Dipa, retta d'arrivo con in testa Eubuleo. Finale con Eubuleo che controlla e vince nei confronti di Limei Dipa e al largo Ecuador CR. Bel finale dunque di Eubuleo che regala altri 10 punti a Daniele Cuglini che si porta così a 20 dopo le prime 3 prove della serata ed è quindi leader in questo momento della classifica. Rivediamo l'arrivo: secondo posto per Limei Dipa, al terzo finisce Ecuador CR, al quarto Eva Light, al quinto Emeril. Questo l'arrivo, mentre ha sbagliato Etienne Latorre l'ingresso in retta d'arrivo che aveva condotto a grande andatura. Vedete l'errore di Etienne Latorre, ma già battuto ovviamente, ma il bel primo piano invece di Eubuleo che regala il secondo successo in serata a Daniele Cuglini per conto ancora di Battista Congiu. Per conto dello stesso Battista Congiu, che ne è anche il proprietario.